Aquila Trento Calceranica. Non basta la vittoria ai gialloverdi per andare ai playoff. Tuttavia il Calceranica si può consolare con la vittoria contro i campioni dell'Aquila. Al decimo infatti Piva sorprende Stenico e firma il vantaggio. Il portiere dei padroni di casa si riscatta mandando la palla sopra la traversa. Nella ripresa l'Aquila cerca il pareggio ma Mantovani colpisce l'incrocio dei pali. Poi Betty Otto dalla fine colpisce il palo su calcio di punizione. Nel finale la situazione non cambia e l'Aquila può comunque festeggiare la vittoria del campionato. Termina 0-1. Caliso Dolomitica, pareggio fondamentale che garantisce la salvezza agli ospiti. Il Caliso gioca senza pensieri la sua ultima partita in prima categoria e al 15esimo arriva il vantaggio meritato con Baldessari in mischia. Nella ripresa gli ospiti sono determinati a cercare quel punto necessario per la salvezza e infatti dopo una fase di forcing al 69esimo arriva il pareggio su punizione con Gabrielli. Nella fase finale nessuna delle due squadre cerca il vantaggio dopo le fatiche del campionato. I grigiorossi salutano il campionato con un pareggio, la Dolomitica si salva, finisce 1-1. Fiemme Gardolo, vittoria importante per i padroni di casa che andranno a giocarsi i playoff. Parte bene il Fiemme vicino al gol con Tommaso Varesco, poi Marin manca la porta da pochi passi. Al 15esimo arriva il vantaggio per i locali firmato da Tommaso Varesco con un sinistro dal limite. Poi Gardolo sfiora il pari più volte. A inizio ripresa le due squadre hanno diverse occasioni, ma il Gardolo rimane in 10 per l'espulsione di Bellini, colpevole di un fallo di mano al limite. Sulla punizione al 65esimo Paolo Varesco segna il raddoppio. A un minuto dalla fine Valle allunga su rigore, finisce 3-0. La Rovere Verla, vittoria inutile per i rossoverdi condannati ai play-out. Il primo tempo è giocato alla pari ma con poche occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo gli ospiti sono obbligati ad alzare il ritmo, ma faticano molto e creano poche occasioni. La svolta arriva nel finale con il Verla che riesce a segnare il gol dei 3 punti. All'81esimo sugli sviluppi di una punizione laterale, Iachemet riesce a ribadire in rete un pallone vagante in area. Nel finale il Verla resiste e difende la vittoria, ma non basta evitare i play-out. Termina 0-1. Lona Lases Civezzano. Con questa vittoria Lona Lases conquista la sua permanenza in prima categoria. La partita inizia subito con giri e pistolato pericolosi, poi Son si esalta su un tiro di Rizzoli. Al 37esimo Ciurletti all'ultima partita si prova in controbalzo, ma è solo il preludio al gol di Casagranda su assist proprio di Ciurletti. A inizio ripresa Conzi raddoppia con un magnifico sinistro al volo che si infila all'incrocio e poco dopo pistolato con un destro giro regala un'altra prodezza al suo pubblico. Nel finale Casagranda, anch'esso all'ultima presenza, segna il gol della bandiera, termina 3-1. Mattarello Telve. Si conclude con una sconfitta indolore il campionato di giallo-verdi. La formazione Valsuganotte inizia bene e mette in difficoltà i rossoneri e alla mezz'ora arriva il meritato vantaggio firmato da Divina dopo una bella azione conclusa dal numero 3. Nella ripresa però il Mattarello rialza la testa per non dare un dispiacere ai propri tifosi. Prima viene annullata una rete a Luca Pedrotti per offside, poi serve l'assist al fratello Francisco e questa volta il gol è buono. Al 78esimo Francesco Pedrotti trova la doppietta dopo un bel contropiede, termina 2-1. Vattaro Fassa, 3 punti e salvezza diretta anche per il Vattaro. La prima frazione di gara è ben giocata da entrambe le squadre, ma il Fassa si rende pericoloso con Tom al 20esimo che spreca da buona posizione. Alla mezz'ora della Fior su punizione colpisce la traversa graziando Nonai. Nella ripresa gli ospiti spengono la luce e allora al 51esimo Fontanari punisce Lorenz con un tocco sotto. Il Vattaro continua a occupare la metà campo avversaria, al 79esimo Maestri viene esteso in area. Dal dischetto Pedrotti firma il raddoppio. A 6 dalla fine Fontanari segna ancora su pallonetto, finisce 3-0. Thank you.